la fede non va difesa ma va annunciata. Cosa intendeva? Intendevo questo proprio, che la fede non è qualcosa di cristallizzato, no? Che sta dentro, che si può mettere dentro a una teca, insomma, un luogo riparato, come se fosse un essere non vivente. La fede è vita, è continua ricerca, è continuo dono ed è fatta di dialogo, di incontro, di intreccio, di risposta alla storia in cui il cristiano vive ogni anno e ogni periodo, diciamo, della storia dell'umanità. Lei ha lanciato un'altra sfida, quella di passare del tempo a meditare la parola, a rifletterla per poterla testimoniare. Ha detto che il cristianesimo oggi non può più vivere di rendita. In questo ci sta tutto, anche la formazione dei laici e così via. È una bella sfida però. È una bella sfida, però credo che sia tra quelle cose che siano assolutamente non opzionali. Cioè davvero il cristianesimo addirittura proprio rischia di non avere più eredi, nel senso che chi no, dirà la sua parola se non la conosce, e quindi assolutamente bisogna fare delle scelte, prendere delle decisioni e sapere che davvero la parola è vita. Secondo lei, Matteo, che cosa direbbe oggi al cristiano che è in politica e fa politica? Oggi è una situazione particolare, ma la roccia del Vangelo a volte sembra perdersi un po' in tanti discorsi. Assolutamente. Allora, Matteo direbbe, prima di tutto, appunto, richiamerebbe alla lealtà nei confronti del popolo che essi rappresentano, i nostri politici, e fedeltà, giustizia e misericordia penso che debbano essere proprio ciò che ispira, diciamo, debba ispirare i nostri politici. La giustizia è che tutti possano avere la dignità di essere cittadini, esseri umani, padri e madri e felici anche, perché anche la felicità, no, è uno scopo naturalmente della buona politica.